Andiamo avanti con Buongiorno Regione. Stamattina parliamo di casa, dell'acquisto della casa. Allora, di nuovo buongiorno ad Arrigo Roveda. Di nuovo buongiorno. Buongiorno, Presidente del Consiglio Notarile di Milano. Allora, il vostro è un po' un osservatorio privilegiato, no, sull'acquisto degli immobili. È veramente un mercato in ripresa? Direi di sì. I segnali dei primi 3 mesi sulla città di Milano sono segnali buoni. E confermano un piccolo lieve miglioramento del 2015 sul 2014. Certo, ancora distanti dai momenti di pre-crisi. Sì, pre-crisi, però diciamo che iniziamo a vedere qualche spiraglio alla fine del tunnel. Bene, allora parleremo soprattutto con lei di una serie di consigli da dare a chi è intenzionato a comprare casa per sé o per i figli, anche perché il Consiglio Notarile di Milano organizza una serie di incontri proprio rivolti alla cittadinanza, incontri informativi. Vediamo però prima insieme una scheda di Verapagi dedicata proprio al mercato immobiliare e poi torniamo in studio. Casa Dolce Casa, la ripresa c'è. Grazie ai prezzi in calo del mattone al metro quadro e alla disponibilità, almeno sulla carta, di denaro dalle banche a tassi da saldo. Lo ha certificato l'Istat, che ha registrato una crescita della compravendita di abitazioni nel 2015 del 5,7%, a fronte di un calo dell'1,3% degli immobili commerciali, 625.000 in valori assoluti. Così, per chi ha un po' di denaro da parte, una base per poi chiedere il resto alla banca e l'obiettivo di comprare casa, allargarsi o cercare l'immobile della villeggiatura è il momento delle opportunità. Sono soprattutto le grandi città a vedere il maggiore incremento delle compravendite rispetto ai piccoli centri e il nord-est in generale fa meglio del nord-ovest. Ma attenzione, comprar casa è meno semplice di quanto si pensi e non solo per chi si appresta a farlo per la prima volta. Non basta il prezzo a rendere appetibile un immobile, per esempio dobbiamo sapere quanto pagheremo di imposte all'acquisto e quando ne diventeremo proprietari. Il sistema fiscale italiano non brilla per linearità. Per una casa a parità di prezzo gli oneri fiscali possono variare di quasi 20 volte. Un esempio? Se si compra da un privato, con i requisiti per i benefici prima casa pagheremo il 2% di imposte sul valore catastale. Il 9% se è una seconda casa. Percentuali che salgono rispettivamente al 4 e al 10% se lo stesso appartamento lo acquistiamo da un costruttore. Sempre di più sono poi in agguato le truffe in un settore che ha diverse ombre. Per questo ci serve conoscere tutto della casa che vorremmo comprare, se è libera da ipoteche, in regola con le norme edilizie e così via. Che fare? Cittadini informati sono più tutelati e un aiuto concreto arriva dal Consiglio Notarile di Milano, che organizza incontri aperti con l'obiettivo di scardinare quella diffidenza culturale che tende a tenerci alla larga dal professionista, fino a quando non sarà indispensabile. Eccoci di nuovo in studio, appunto il servizio si è concluso proprio parlando di questi incontri. Il primo è stato dedicato proprio alla questione fiscale, che è un po' il primo labirinto in cui bisogna sapersi orientare. Beh, certo, le tasse spaventano tutti quando si deve comprare una casa e un orientamento è necessario, anche perché, come diceva il servizio, le imposte possono variare e di molto da un caso all'altro. Se uno vuole sapere qual è il suo budget per comprare la casa, che casa si può permettere, deve sapere quali sono i costi accessori e quello fiscale è il costo accessorio principale. Che ovviamente cambiano a seconda di una serie di variabili che vanno appunto dall'acquisto prima casa piuttosto che... All'acquisto dal costruttore o all'acquisto da privato è un ginepraio in cui senza un consiglio di un esperto è anche abbastanza difficile districarsi. L'altra questione che l'affronterete proprio stasera, questo può essere un argomento veramente molto interessante, è quello dei consigli ai genitori che vogliono comprare casa per i figli. Una premessa, i genitori come dire, sono diventati spesso più importanti della banca per il loro figlio, in qualche modo si sostituiscono alle banche. I genitori, quando non i nonni, sono diventati il vero motore del mercato immobiliare, perché con la precarietà del lavoro, con i giovani che fanno fatica a produrre un reddito sufficiente, le banche sono abbastanza restie nel concedere mutui, quindi se non ci sono i genitori che garantiscono il mutuo, se non ci sono i genitori che garantiscono i primi pagamenti, per un giovane oggi è abbastanza difficile andare all'acquisto della casa. Quindi perché è importante dare dei consigli alle famiglie che vogliono aiutare i figli nell'acquisto della prima casa?
perché ci sono implicazioni di carattere fiscale, bisogna far emergere questi pagamenti in modo che il fisco non presuma in capo a chi non ha un reddito non dichiarato, e perché bisogna tenere un equilibrio all'interno della famiglia, perché questi anticipi di trasferimento di ricchezza non diventano poi motivi di litigio tra all'interno della fratelli. famiglia, quindi ovviamente se c'è più di un figlio in famiglia bisogna stare attenti a non creare problemi poi con l'eventuale successione. A evitare che la futura successione sia in qualche modo inquinata e diventi motivo di conflitto in ragione di questi anticipi di trasferimento di ricchezza. Questa sera alle 18 all'Urban Center in Galleria potremo offrire a chi è veramente interessato a questo problema delle consulenze più approfondite. Un altro argomento che affronterete e riguarda sempre in qualche modo l'acquisto a rate, diciamo, della casa, è un nuovo modo di comprare casa che si chiama leasing. Il leasing abitativo è un nuovo strumento previsto dalla legge di stabilità di quest'anno ed è una forma di finanziamento simile a quella che viene dai più conosciuta per l'acquisto delle auto, quindi una forma di acquisto con pagamento a rate e un riscatto alla fine dei pagamenti. La casa rimane della banca, quindi la banca potrebbe essere invogliata a fare dei tassi più vantaggiosi perché la proprietà è sua e in caso di mancato pagamento quindi è più facile. Quindi non si passa per il tribunale, non si passa per l'eventuale pignoramento. L'istituto è nuovo, il successo di questo istituto dipende da quanto le banche sapranno venire incontro con le condizioni economiche ai consumatori. Cosa cambia tra il leasing e il mutuo, giusto per far capire a casa quali possono essere i vantaggi di utilizzare una forma di credito piuttosto che l'altra? La principale differenza è che con il leasing la casa viene acquistata dalla banca e diventa di proprietà del consumatore al momento del pagamento dell'ultima rata. Nel mutuo la casa viene acquistata dal privato e la banca ha semplicemente una garanzia, l'ipoteca. E quindi, come dicevamo, potrebbe essere più vantaggioso per la banca, insomma, questa forma. E ne parlerete il 26 maggio di questo argomento. Grazie allora ad Arrigo Roveda per essere stato con noi stamattina, e buona giornata. E continuiamo parlando di scuola, parliamo di carenze di professori.